Salut Lombardia. L'interrogativo che ci poniamo oggi è il seguente. Chi è lombardo? Chi effettivamente può dirsi lombardo? Nel lombardesimo ci sono due correnti di pensiero. La prima, portata avanti da Sizzi, riguarda una lombardità che si fondi su almeno 4 nonni biologici e naturalmente europidi cognominati alla lombarda e la cui famiglia risiede in Lombardia almeno dal 1900. Il secondo criterio invece riguarda più che altro l'associazione Grande Lombardia, portato avanti come pensiero ad esempio da Adalberto Roncari, secondo cui è lombardo chi è per 4/4 geneticamente europeo, dunque europide, di cui almeno 2/4 geneticamente lombardi. E dunque abbiamo questi due criteri che sono molto similari naturalmente, ma che nel caso di Grande Lombardia sono meno stringenti del criterio siziano. Tuttavia c'è da dire che sono due scuole di pensiero che portano avanti un'idea similare volta a stabilire comunque sia che una persona, un individuo può dirsi lombardo se ha almeno una forte, se non predominante, componente etnica lombarda. E parlando di criteri di lombardità si capisce bene che affermiamo che la lombardità passi anzitutto per l'etnia e dunque per sangue, suolo e spirito, non soltanto per la cultura o per il radicamento nel territorio. E dunque è chiaro che il lombardesimo porti avanti un identitarismo anzitutto etnico, sangue e suolo, che poi naturalmente consideri anche la cultura, la lingua, la civiltà e dunque lo spirito. Tuttavia, la base di partenza è certamente data dal sangue, perché un individuo non può dirsi lombardo se non ha sangue lombardo. E allora si capisce anche che i criteri della lombardità di un individuo vadano di pari passo con la definizione stessa di etnia lombarda, che riguarda anzitutto la Lombardia etnica abbracciata dal bacino imbrifero del fiume Po. Tuttavia poi c'è un gruppo etnoculturale lombardo, o meglio Gran Lombardo, che include tutta la Padania e non solo dunque la Lombardia etnica, ma anche la Lombardia etnolinguistica e la Grande Lombardia. E quindi se esiste un'etnia puramente lombarda che riguarda la Grande Lombardia occidentale, fondamentalmente esiste poi anche un gruppo etnoculturale che considera l'Emilia orientale, la Romagna e la Liguria, e quindi appunto la Lombardia etnolinguistica, e poi si allarga alla Grande Lombardia e dunque a tutti i territori alpino-padani, anche quelli orientali del cosiddetto Triveneto. E il criterio della lombardità, dell'identificazione dunque, della stessa identità lombarda, dello stesso profilo identitario lombardo, passa, come detto, dai criteri siziani e lombardisti generici. Per generici intendiamo quelli ascrivibili al movimento Grande Lombardia e quindi ad un pensiero che è portato avanti soprattutto da Adalberto Roncari. Tuttavia sono criteri certamente similari, compatibili, che rimarcano la necessità di avere del sangue lombardo per potersi dire lombardi. E c'è anche comunque da dire che, volendo essere un po' più elastici, possono essere accettati contributi etnici compatibili con la lombardità. E dunque parliamo soprattutto di avi toscani, corsi, francesi, tedeschi a livello centro-meridionale e apporti che riguardino soprattutto l'arco alpino e dunque popolazioni che possono essere ritenute compatibili con la Grande Lombardia per storia, cultura, etnia e tradizione, dunque anche identità. Perciò fondamentalmente gli apporti compatibili alla lombardità sono quelli che riguardano l'Italia settentrionale propriamente detta, cioè Toscana e Corsica, l'attuale Francia, naturalmente, i paesi dell'arco alpino e infine la Germania centro-meridionale. Tutta una serie di popolazioni che possono essere ritenute compatibili proprio per la storia, l'identità, la tradizione e il sangue.
E se vogliamo allargare il contesto, visto che includiamo Toscana e Corsica, potremmo citare anche la Catalogna, che effettivamente presenta una storia soprattutto etnoculturale e linguistica similare a quella della Grande Lombardia. Sono naturalmente blandi apporti che riguardino più che altro degli avi, anche se poi, adottando il criterio lombardista di Grande Lombardia, i 2/4 compatibili possono essere effettivamente relativi alle popolazioni succitate. So che Roncari è un criterio più sfumato perché ritiene compatibili tutte le popolazioni genuinamente europidi, tralasciando magari quelle periferiche, come ad esempio lo stesso meridione italiano, che presenta una storia genetica antropologica peculiare e certamente complicata. E allora identificare chi è lombardo partendo anzitutto dall'etnia è fondamentale per ribadire un concetto sacrosanto, e cioè che l'identitarismo deve partire da sangue e suolo per poi arrivare allo spirito, perché effettivamente non può esserci spirito se non c'è sangue. Ma poi certamente lo spirito serve per nobilitare il sangue, perché se non c'è spirito lo stesso sangue rischia di ridursi a mero fluido biologico. E allora capite bene quanto sia importante rimettere al centro di tutto il discorso identitario l'etnia, la componente etnica, la famiglia etnica ed etnoculturale, nel nostro caso gran lombarda. E quindi vi è anche la necessità di corroborare la stessa endogamia, perché se sparissero i lombardi non avrebbe più senso parlare di Lombardia, e dunque il lombardesimo promuove anche della salutare endogamia, perché non basta tutelare l'ambiente, non basta tutelare cultura, tradizioni, folklore e lingua, ma bisogna tutelare anche il sangue, non per razzismo, bensì per amore della nostra identità, delle nostre radici, dei nostri natali, perché anche i lombardi hanno tutto il diritto, come le stesse popolazioni del sud del mondo, a difendere la propria identità anche in termini etnici, senza per questo venir tacciati di razzismo, di suprematismo e di discriminazione nei confronti di altri popoli. Tutti i popoli della terra hanno il diritto, e direi anche il dovere, di tutelare la propria identità, che passa anzitutto per etnia e razza. E dicendo questo non vogliamo appunto fare del razzismo, del segregazionismo, del suprematismo, bensì affermare la bontà e la necessità, soprattutto oggi, di difendere le nostre radici, i nostri natali, anche in senso etnico. Ed è proprio per questo che vogliamo che finalmente lo ius sanguinis coincida con lo ius soli. Ci sia un'azione combinata appunto delle due forme di diritto identitario proprio per far sì che finalmente la cittadinanza coincida con la nazionalità, e quindi c'è la necessità, soprattutto oggi, di affermare la bontà di una battaglia identitaria che corrobori lo ius soli con lo ius sanguinis e viceversa, perché sono entrambi fondamentali nella definizione dell'identità etnonazionale, che appunto passa per sangue, suolo e spirito. E quindi l'azione combinata di ius soli e ius sanguinis è fondamentale per garantire la sussistenza e l'esistenza stessa di un'identità etnoculturale ed etnonazionale forte, radicata e corroborata da tutti quegli aspetti non solo culturali che contribuiscono alla definizione del concetto etnico, nazionale, identitario. E naturalmente tutto parte dai criteri della lombardità che abbiamo individuato e che dunque concernono nell'intimo proprio la genuina identità lombarda, un'identità che è etnoculturale ma che poi è anche nazionale. E se vogliamo definire etnia e nazione, possiamo dire che l'etnia è quell'insieme di popolazioni accomunate da tutta una serie di caratteri identitari, linguistici, etnici, appunto, tradizionali, genetici e antropologici, accomunate appunto come popolazioni da tutta una serie di tali elementi che poi diventano perno della nazione, e la nazione è quell'aggruppamento che si fonda su uno spirito d'appartenenza che possa portare tutte le popolazioni suddette a riconoscersi nelle medesime origini, nelle medesime radici, nei medesimi natali.
portando così a compimento il disegno identitario ed etnonazionale portato avanti dallo stesso lombardesimo. E allora, rispondendo definitivamente al quesito iniziale e sposando la linea siziana, diciamo che è lombardo chi ha 4 nonni, almeno 4 nonni biologici, naturalmente europidi, cognominati alla lombarda, la cui residenza della famiglia riguardi la lombardità almeno dal 1900 e dunque un radicamento nella Grande Lombardia almeno dal 1900. Detto questo, possiamo contemplare tranquillamente anche la teoria lombardista di Grande Lombardia, lombardista in questo senso, che porta avanti un criterio molto simile che è sicuramente giusto spiegare, illustrare ed esporre proprio per far capire che all'interno comunque del lombardesimo ci sono vari punti di vista, concordi comunque su una cosa fondamentale: la tutela sacrosanta non solo di suolo e spirito lombardi, ma anche del sangue, non per razzismo, bensì per identitarismo. Salut Lombardia!